Fatto l'arancione potrebbe scattare il rosso per il Veneto, tutto dipenderà dalle decisioni del governo in merito all'ultima proposta avanzata dall'Istituto Superiore di Sanità, che dopo aver abbassato la soglia dell'indice R-Conti per il cambiamento di fascia chiede di fissare a 250 casi di positività ogni 100.000 abitanti il limite per passare in zona rossa. E qui sta il punto, perché in base all'ultimo monitoraggio l'unica regione a rischiare il rosso sarebbe giusto il Veneto, che nell'ultima settimana ha registrato 454 casi per 100.000 abitanti. In attesa di un confronto tra governo e regioni, proprio da quelle arancioni, Veneto, Emilia, Calabria, Sicilia e Lombardia, è partita una lettera al governo per chiedere di accelerare sul fronte dei ristori. Parla di crisi profondissima lo stesso Zaia con i colleghi presidenti, a rischio dicono interi comparti che potrebbero essere cancellati dalla geografia economica, tema che la scienza riconosce pur parlando dell'utilità di misure restrittive. Credo siamo in un limbo e credo che l'approccio di arancione anche per il Veneto serva per valutare appunto come sarà l'andamento del prossimo futuro e sia più precauzionale, mi rendo conto, un'altra sofferenza per molte categorie di lavoratori. Lo spiraglio arriva ovviamente dai vaccini e da una campagna vaccinale diffusa, da qui l'appello del virologo a quegli operatori sociosanitari ancora diffidenti o contrari al siero. Noi come operatori sanitari dobbiamo considerare l'opportunità di difendere noi stessi, di difendere la nostra famiglia, perché in molti casi abbiamo infettato anche i nostri familiari, ma soprattutto il rischio è che contagiamo i nostri pazienti e soprattutto più fragili. Quindi è un'esigenza di rilanciare questo orgoglio professionale